Oggi parliamo di pavimentazione stradale, infatti fra le mie mani ho, come si chiama sto coso? Un cazzo in bocchi. Ma che nome curioso! In italiano è conosciuto come San Pietrino. Beh, inteso come San Pietrino è più semplice la derivazione etimologica, perché tutta piazza San Pietro a Roma è lastricata con questi cubetti di porfido, ma in napoletano il nome è davvero curioso. Più che un cubetto io lo definirei un tronco di piramide, sì, perché la parte superiore è la più larga e va calando nella sua dimensione lungo le parti laterali. Però sul nome è davvero curioso, il dibattito è aperto, Katzimbocchio. Beh, secondo alcuni studiosi verrebbe addirittura dal tedesco Katzenkopf, Katzenkopf. Sì, perché i tedeschi, sapete, soprattutto i centri medievali, erano tutti lastricati con quei ciottoli rotondi. E infatti Katzenkopf significa ciottolo lavorato nella forma di testa di gatto, Katzen e gatto. Beh, l'assonanza c'è Katzenkopf, Katzimbocchio, ma alla fine non c'è nessuna somiglianza, morfologicamente sono diversi. Quella è una pietra rotonda a forma di testa di gatto, questo è un cubetto di porfido e diciamo che secondo me, secondo molti altri studiosi, l'origine invece deriva proprio dal prefisso katz. Sapete, ora andiamo a buttarci in un ginepraio di parolacce difficili. Quando un napoletano non conosce il nome di un oggetto oppure non gli sovviene immediatamente, il napoletano adotta un nome generico che è quello di cazzo, insomma. Ed ecco perché questo oggetto, che non ha mai avuto un nome preciso, probabilmente questo è il passaggio che ci porta a dare questo nome così curioso, Katzimbocchio, a questo cubetto di porfido. Un'altra forma antica per lastricare le strade era quello della breccia. Le brecce erano dei sassi appiattiti molto grandi, di forma irregolare naturalmente, però erano molto levigati e quindi dalla breccia nascevano le strade che venivano dette imbrecciate. Una famosa imbrecciata era sui quartieri spagnoli, la più famosa imbrecciata era qui a Porta Capuana e anzi identificava il quartiere a luci rosse, identificava, diciamo, il distretto nel quale si esercitava liberamente la prostituzione. Addirittura Ferdinando II ci costruì un muro accanto all'imbrecciata, il famoso muro di chi è dentro, chi è fuori. Poi nel 600 arrivano le grandi lastre regolari di pietra lavica, di pietra basaltica e nasce la parola basolo, la grande pietra della strada. Il basolato napoletano addirittura diventerà una delle caratteristiche anche estetiche della città di Napoli, proprio un simbolo dell'identità, dell'antichità della città di Napoli e lo è ancora oggi. Ci sono lastricati che sono seicenteschi che ancora sono operativi, ecco, diciamo. Serviva per rendere le strade più sicure, meno polverose. Un insieme di basoli allineati diventa un marciapiede, un gradino, che in napoletano è detto orar. E stamattina siamo esattamente qui, tutto questo parossiele per arrivare qua, perché siamo a Coppo Orarona e Porta Capuana, accrescitivo di raro. Beh sì, Orarona era il luogo tipico degli appuntamenti, qui arrivavano gli autobus dalla provincia a Porta Capuana, quindi il luogo tipico dell'appuntamento è ci prima via e dice Coppo Orarona e Porta Capuana. Rarone, in realtà la parola originaria è una parola latina, grado, che veniva da gradum, che significava proprio passo, scalino. Infatti in napoletano raro significa sia marciapiede sia scalino. Ma da grado come si arriva a raro? E qui la bellezza della lingua napoletana. Come sapete, quando una parola comincia con gr viene rotacizzata, si dice, in R. Quindi, che ne so, il vestito è gruos e ruos, diventa troppo ruos. A gratta caso diventa a ratta casa. E poi c'è la seconda D di grado, che pure diventa R, la famosa rotacizzazione della D. Vabbè, insomma, una cosa complicata. Quando la D è intervocalica, cioè fra due vocali, la R diventa anch'essa D. E allora, per esempio, che ne so, a Madonna diventa Amaron, o piede diventa opera, quindi tutto chi le dice, chi le rice. Insomma, la D diventa R, quindi la gr diventa R, grado,
la D diventa R, beh, insomma, da grado si passa a raro o rarona. Che bellissima la lingua napoletana. Ed ora un'ultima ora che leggiamo insieme, perché purtroppo non